Questo è il primo risultato completo di un progetto molto più ampio che sono 3 nuovi boschi urbani, questo qui a Sant'Agostino, il raddoppio Maddalene e il nuovo bosco Ingogna a protezione del canile e della città nei confronti dell'autostrada. Proseguiamo sulla strada che ci siamo impostati all'inizio mandato, ne siamo convinti, vogliamo andare oltre questi interventi sia all'interno del tessuto urbano della città che nella cintura limitrofa. Sono quasi 3.000 le nuove piante che sono state messe a dimora in quest'area a ridosso del fiume Retrone, tra il depuratore e il bosco del Quarelo, da poco riconosciuto dalla Regione Veneto come area protetta. Prosegue così l'azione dell'amministrazione comunale per potenziare il verde pubblico a Vicenza, a combattere contro l'inquinamento atmosferico anche i privati, una collaborazione che rappresenta una svolta nella cooperazione con l'amministrazione pubblica. Il vantaggio principale è uno, la città, le casse comunali non possono supportare progetti simili, non per la spesa di creare bosco urbano, ma per la manutenzione dei primi 2 anni che è molto impegnativa. I privati ci permettono questa cosa, facendosi carico anche della manutenzione dei primi 2 anni, quindi di pieno attecchimento, ci danno la possibilità di ottenere risultati che vanno molto oltre le possibilità stesse delle casse comunali.